Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Medio Oriente, resta grave la situazione di molti turisti siciliani rimasti a Dubai dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Cancellato il volo che oggi doveva riportare a casa alcuni di loro. Al TG Sicilia lo sfogo di Alice, chiusa in albergo con la paura delle bombe. Gli effetti della guerra sui carburanti, il gasolio agricolo è già alle stelle. Confagricoltura chiede controlli contro la speculazione e aiuti alle imprese. La Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera. A Niscemi la movida prova a ripartire. In via 4 novembre riaprono alcuni locali dopo oltre 40 giorni di stop. Altri a pochi metri di distanza restano chiusi perché ricadono nella zona rossa. Strage di Altavilla Milicia, a 2 anni di distanza va avanti il processo per il massacro di una famiglia avvenuto durante un esorcismo. In aula la deposizione di Massimo Carandente, erano indemoniati. A Palermo nasce l'associazione No Maranza, un'idea dello chef Natale Giunta dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Obiettivo: contrastare la mala movida, fermare risse e pestaggi. Aderiscono commercianti e cittadini. Dopo il successo a Sanremo, Tony Pitoni ritorna in Sicilia. Ieri sera a Palermo la prima tappa del suo tour. Tra concerto e social anche una visita speciale al club rosanero allo stadio Barbera. E adesso il calcio. In Serie C il Catania non riesce nell'impresa e perde a Benevento. Al Vigorito una buona prestazione dei rossazzurri, ma tornano i difetti emersi già in altre trasferte. Trapani e Siracusa devono fare i conti con una situazione difficile in classifica e nelle aule giudiziarie. Ben trovati. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Resta grave la situazione di molti turisti siciliani che sono rimasti a Dubai dopo l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran. Cancellato il volo che oggi doveva riportare a casa alcuni di loro. Ma sentiamo il servizio di Adelaide Barbagallo. L'1 marzo avremmo dovuto fare rientro in Italia, ma come ben si sa il volo è stato annullato. Saremmo dovuti rientrare con un volo prenotato tramite l'agenzia di riferimento giorno 6, ma anche questo è stato cancellato. Ci sentiamo abbandonati da tutti e continuiamo a vivere questi giorni tra un alert e continua ansia perenne. Siamo veramente stanchi, provati, vogliamo che qualcuno ci ascolti e ci dia attenzione, qualche indicazione e consiglio per uscire fuori da questa situazione. Alice Marino è fra i tanti turisti siciliani bloccati a Dubai. Da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente negli aeroporti c'è il caos. Sono 100.000 gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente nelle aree della crisi. Dall'1 marzo non riesce a tornare a casa, ma non solo, è costretta a pagarsi i pasti e tutto ciò che le occorre perché l'agenzia di viaggio le sta garantendo solo l'alloggio. I ristoranti dell'albergo sono carissimi, ci spiega, così va al supermarket per risparmiare. Una situazione incresciosa, soprattutto perché dopo la nuova cancellazione del volo nessun'altra comunicazione ha ricevuto. Intanto è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino il primo dei voli che riportano in Italia dagli Emirati Arabi Uniti i 563 crocieristi bloccati per 6 giorni a bordo della nave MSC Euribia, rimasta ferma nel porto di Dubai dopo l'attacco USA-Israele all'Iran, che ha reagito arrivando a colpire i paesi del Golfo. E gli effetti di questa guerra in Medio Oriente si vedono soprattutto sui carburanti. Il gasolio agricolo è già alle stelle e Confagricoltura chiede maggiori controlli contro la speculazione e aiuti soprattutto alle imprese. Veronica Barbarino. Non si sono fatti attendere gli effetti dell'operazione militare USA-Israele contro l'Iran. A pochi giorni dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, il prezzo del gasolio agricolo ha registrato un'impennata improvvisa, mettendo in difficoltà le aziende del settore primario anche in Sicilia. Il costo del carburante utilizzato nei campi è aumentato di oltre il 35%, un rincaro che arriva proprio alla vigilia dei lavori primaverili nei campi. E l'aumento dei costi non si limita al solo carburante. Insomma, anche il timore fondato di un incremento dei prezzi nel costo di acquisto dei fertilizzanti azotati che vengono prodotti con il gas naturale
che in massima parte viene prodotto nel Golfo Persico, oppure i substrati utilizzati nelle aziende che hanno una componente notevolissima, anche superiore al 50% del costo del trasporto. Un colpo che tocca in Sicilia, particolarmente il territorio ragusano, primo polo italiano per produzione orticola e floricola in serra e detentore del 60% della produzione lattiero-casearia siciliana. È importante che ci si attivi da un lato per frenare spinte speculative e dall'altro per aiutare il settore che si trova in una grande difficoltà. Si chiede quindi aiuto affinché non si attivi una spirale di rincari destinata a pesare anche sul portafoglio delle famiglie. Prezzi dei carburanti che aumentano anche per gli automobilisti e allora la Guardia di Finanza annuncia l'avvio di controlli serrati per evitare fenomeni di speculazione ingiustificata. Manlio Viola. Sale il prezzo del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente e salgono i prezzi dei carburanti anche alla pompa qui in Italia, ma cresce parallelamente il rischio di speculazioni. Per questo motivo la Guardia di Finanza avvia una serie di controlli su disposizione del Ministero dell'Economia in raccordo con quello del Made in Italy. Le fiamme gialle su tutto il territorio nazionale stanno eseguendo una serie stringente di verifiche che riguarderanno non solo l'andamento dei prezzi, ma anche eventuali accordi anticoncorrenziali. Si parte dal controllo della corretta indicazione dei prezzi alla pompa e del prezzo medio regionale, come disposto dalla legge, in modo che il consumatore sia informato su quanto dovrà pagare. Allo stesso tempo, tenuto conto che rapide oscillazioni dei prezzi al consumo possono alimentare il rischio di maggiore ricorso a canali illeciti di approvvigionamento, sarà intensificato il controllo economico del territorio per far emergere eventuali condotte di evasione o di frode. Da oggi è stato anche avviato un sistema di monitoraggio dell'andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici in tutte le fasi di commercializzazione, per impennate improvvise ingiustificate e slegate dall'andamento dei prezzi, così come per notare eventuali cali repentini dei costi che possono nascondere il ricorso a carburanti illegali, sofisticazioni, carburanti annacquati o fenomeni di evasione delle accise in sede di uscita del carburante dai depositi fiscali. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Niscemi dove la Movida prova a ripartire. Da una parte in via 4 novembre alcuni locali hanno riaperto dopo oltre 40 giorni di stop, ma poi ce ne sono altri a pochi metri di distanza che restano ancora chiusi perché si trovano nella cosiddetta zona rossa. Sentiamo Gerry Italia. Via 4 novembre prova lentamente a tornare alla normalità. Da sabato alcune attività hanno rialzato le saracinesche dopo oltre 40 giorni di chiusura forzata, ma la strada simbolo della Movida di Niscemi oggi appare divisa a metà. Da un lato i locali aperti, dall'altro quelli rimasti nella zona rossa e ancora chiusi. Sarà dura adesso ripristinare dopo 40 giorni tutto, e far ritornare i clienti, far ritornare la fiducia alle persone di tornare con tranquillità in piazza, ma ci stiamo impegnando. La speranza di ripartire quindi, ma anche la consapevolezza che non per tutti sarà possibile. A pochi metri di distanza il locale di Damiano Schembri, proprio a ridosso del Belvedere, ricade infatti nella cosiddetta zona nera e non potrà mai più riaprire. Sarà molto difficile rinnovarci di nuovo in un altro punto. Guardandoti alle spalle cosa provi? Amarezza e tristezza. Intanto nei locali che hanno potuto riaprire i clienti stanno lentamente tornando. Un po' di clienti sono tornati, stiamo ritornando alla normalità piano piano. Una situazione che crea inevitabili malumori tra gli esercenti proprio per la vicinanza tra attività aperte e altre rimaste chiuse. Affronteremo appena possibile con chiaramente chi di competenza per dare soluzioni anche a coloro i quali hanno lamentato questo fortissimo disagio. Intanto la città prova a riprendersi la sua vita. Tra luci riaccese, tavolini all'aperto e locali ancora serrati, la Movida di Niscemi resta sospesa tra ripartenza e ferite ancora aperte. E c'è una nota con le parole proprio del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che dice: stiamo lavorando a proposte di modifica del decreto legge sui ristori per Niscemi. Vogliamo proporle in fase di conversione del decreto, e ancora insieme alla struttura commissariale vogliamo iniziare a predisporre la fase post emergenza. Nelle case non più in zona rossa è stato completato l'allaccio idrico, bisogna ultimare solo quello del metano. Queste le parole appunto del primo cittadino.
A 2 anni di distanza va avanti il processo per la strage di Altavilla Milicia, il massacro di una famiglia durante un esorcismo. In aula la deposizione di Massimo Carandente, che ha detto: erano indemoniati, ho visto tutto con questi occhi. Lorena Dolci. Una palla nella pancia, voci che urlano dal fuoco, corpi che si agitano all'unisono sotto le torture. Gli orrori di una settimana di sevizie, 3 omicidi, un corpo bruciato e seppellito in giardino sono stati ripercorsi in tribunale a Palermo nell'esame di Massimo Carandente, uno dei protagonisti della strage di Altavilla Milicia, ancora convinto a distanza di 2 anni che in quella famiglia fossero tutti indemoniati. Pensavo che Manuel sarebbe resuscitato dopo il rito di purificazione, ha raccontato l'uomo che insieme alla compagna Sabrina Fina si è unito alla famiglia per portare avanti gli esorcismi finiti nel sangue. Mentre bruciava il corpo di Antonella, dal fuoco ho sentito una voce che parlava, poi le urla che uscivano dalle fiamme, riferisce Carandente. Lui che assiste a tutto come in un film, ma non partecipa, anzi all'inizio ho provato a fermarli, dice, ma poi ho desistito perché in fin dei conti Antonella e i figli erano invasi dai demoni. Erano cose concrete, le vedevo con i miei occhi e ci credevo. Secondo le sue dichiarazioni, il primo a essere ucciso il piccolo Emanuel, 5 anni, per mano della sorella Miriam, sopravvissuta e condannata a 12 anni, e di Sabrina Fina. Poi tocca a mamma Antonella, uccisa dal figlio Kevin, incitato dal padre Giovanni Barreca che gli urlava: vedi, è lei il mostro che ha ucciso tuo fratello, non è tua madre, è un mostro. Poi è il turno dei 2 fratelli. Gli abbiamo fatto bere una siringa di caffè ed entrambi vomitarono, ha detto Carandente in aula, ma Kevin vomitò anche una ciocca di capelli biondi. Fu il segnale che anche lui era posseduto e per questo venne ucciso. Un operaio di 50 anni, originario di San Filippo del Mela, ha perso la vita all'interno degli impianti della centrale elettrica A2 a Filippese. A quanto si è appreso, l'uomo si è sentito male poco prima di mezzogiorno mentre stava salendo una scala interna della centrale e si è accasciato sotto gli occhi dei colleghi. Per lui non c'è stato nulla da fare. A Palermo è nata l'associazione No Maranza da un'idea dello chef Natale Giunta dopo l'omicidio di Paolo Taormina, che ricorderete era stato ucciso ad ottobre scorso mentre sedava una rissa fuori dal suo pub. L'obiettivo: contrastare la malamovida, fermare appunto le risse, e i pestaggi hanno aderito diversi commercianti e cittadini. Marco Gulla. Da cartello affisso davanti al suo locale ad associazione, lo chef palermitano Natale Giunta ha presentato No Maranza. L'associazione nasce con l'obiettivo di contrastare la malamovida e arginare episodi pericolosi come risse e pestaggi che spesso si registrano nelle notti di Palermo, sfociati anche in eventi tragici come l'omicidio di Paolo Taormina, ucciso davanti al suo locale. No Maranza perché al nord di No Maranza sono i Maranza di oggi, seconda generazione di immigrati delinquenti. Da noi Maranza viene dall'ultimo killer che ha ammazzato Paolo Taormina, quindi Maranza no. Nell'associazione avrà un ruolo anche l'ex inviata di Striscia la Notizia, Stefania Petix. Vedo una movida sempre più incattivita e pericolosa per i nostri ragazzi e anche per noi, per cui sentivo che bisognava fare qualcosa. Quando mi hanno detto vuoi partecipare, quindi evidentemente il mio ruolo è dar visibilità al problema, perché il problema esiste. Io ho detto sì, perché comunque è un problema e non possiamo permetterci di non vederlo. Tutte le volte che non abbiamo visto un problema in questa città poi è diventato più grande, dobbiamo fermarlo in tempo. Movida sicura e allontanare chi invece vuole creare danni e disagi, gli obiettivi dell'associazione che ha già incamerato diversi tesserati e soci tra commercianti e residenti. Che garante della sicurezza. Restiamo a Palermo dopo le intimidazioni allo Zen ai dipendenti di una ditta incaricata dalla RAP mentre stavano rimuovendo dei rifiuti. Oggi sono intervenute 2 pattuglie dei vigili urbani che li hanno affiancati, questo fanno sapere dal comune, per garantire condizioni di sicurezza e serenità appunto agli operatori impegnati negli interventi nel quartiere. La violenza di genere deve essere innanzitutto prevenuta, senza sottovalutare anche un solo schiaffo da parte del partner. Di questo hanno discusso a scuola a Palermo più di 300 studenti. Sentiamo. Sara, all'improvviso tu prendi uno schiaffo dal tuo compagno, dal tuo partner, dal tuo amico. Cosa faresti in quel caso?
Allora, penso che la prima cosa che farei è cercare di capire il perché di questa azione e poi sicuramente andrei a dirlo a qualcuno. È una delle domande che è stata rivolta a queste studentesse in occasione del convegno Quando l'amore diventa pericolo, femminicidio e narcisismo patologico. Ci avviciniamo all'8 marzo, giornata in cui si celebra la donna, e questa iniziativa rientra nelle attività di educazione al rispetto e di prevenzione della violenza di genere. Oggi è stato un incontro non tanto informativo quanto di prevenzione, una prevenzione direi quasi primaria. In che cosa consiste la prevenzione primaria? Nel rendersi veramente conto della persona che è accanto. Spesso molte ragazze sottovalutano il comportamento di chi sta loro accanto. Anche uno schiaffo può non essere considerato un primo segnale d'allarme. Molte volte quando si è dentro a queste situazioni si tende a sottovalutare le situazioni di pericolo, le ipotetiche situazioni di pericolo, perché si pensa di conoscere bene la persona che sta accanto, però poi non sempre è così. Conoscerla al massimo, non semplicemente approcciarsi in un modo superficiale. Dove vai? Non uscire con le tue amiche, stai con me, oppure non studiare, perché devi studiare, non ti preoccupare, stai con me. La privazione sempre dell'altro, questo è un grande limite. Parità di salario tra uomini e donne, certificazione di genere e cambiamento culturale. Su questi temi la CGIL invita a riflettere in vista appunto dell'8 marzo, la giornata internazionale della donna. Vediamo. Mal pagate, spesso con impieghi precari, costrette a scegliere tra famiglia e lavoro. Nel 2026 le donne continuano ad essere penalizzate nel mondo del lavoro. A Catania rappresentano circa il 30%. La CGIL sollecita aziende e mondo produttivo ad adottare la certificazione di parità di genere e la direttiva europea sulla trasparenza salariale. E questo è il modo migliore per il sindacato per celebrare l'8 marzo. Lavorare su questo vuol dire rendere le donne libere di vivere, di autodeterminarsi, ma anche libere dalla violenza. La certificazione di parità di genere converrebbe anche alle aziende. Questa certificazione tra l'altro prevede che le aziende abbiano degli sgravi fiscali nel momento in cui assumono delle donne e pongono in essere appunto tutta questa attività, tra cui anche la formazione, e che hanno anche un punteggio prioritario quando partecipano ai bandi e quindi nel mondo anche degli appalti. Non solo strumenti economici e legislativi, serve, è stato sottolineato nell'incontro, cui hanno partecipato anche Confindustria Catania, Confindustria Imprenditoria Femminile, Confcommercio Catania e Confcommercio Terziario Donna, un cambiamento culturale. E adesso parliamo di sicurezza negli ospedali. Nel pronto soccorso di Ragusa adesso c'è un presidio di polizia per tutelare gli operatori sanitari ma anche i pazienti. Veronica Barbarino. All'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un presidio di polizia per tutelare operatori sanitari e pazienti. Dopo l'esperienza positiva di Vittoria, in cui il presidio di polizia presso l'ospedale Guzzardi ha dimostrato l'effetto deterrente alle aggressioni, anche il pronto soccorso ragusano si presta a garantire a medici e avventori un clima di maggiore tranquillità. Grazie alla immediata disponibilità del direttore generale abbiamo individuato una stanza vicino al pronto soccorso. È una cosa che riteniamo necessaria non perché a Ragusa occorra un presidio di polizia all'interno del pronto soccorso, perché non ci sono statisticamente eventi che ci potevano portare a prendere questa decisione derivanti da fatti di cronaca accaduti. Però è sempre bene che ci sia, perché più presidi di polizia ci sono è sempre bene. Il presidio sarà operativo dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato. Nelle ore serali, notturne e la domenica la sorveglianza sarà garantita da guardie giurate, oltre alle volanti o ai carabinieri presenti in zona, a seconda del piano coordinato del territorio. E adesso lo spettacolo. Tony Pitoni, dopo il grande successo a Sanremo, ritorna in Sicilia con un tour che parte da Palermo e c'è anche una visita allo stadio Barbera a appunto la squadra di calcio al Palermo. Vediamo il servizio di Desiree Ferlito. Un
Un personaggio che divide. Il siracusano Tony Pitoni ritorna nella sua Sicilia dopo il grande successo del Festival di Sanremo, che lo ha visto trionfare alla serata cover con The Ladies of Trump insieme a Dito nella piaga, per il primo spettacolo del suo tour al Golden di Palermo. Apprezzo di Tony è la poeticità a livello musicale, perché nel suo album trovi di tutto, dal funky alla trap, tutto. Il più giovane tende a cogliere di più la satira che c'è dietro le sue canzoni, quindi non penso siano testi fatti con troppa serietà, ecco. Musica, ironia e provocazione. Il performer punta più sull'intrattenimento immediato e sulla costruzione del personaggio che su una proposta musicale strutturata. Tony Pitoni coinvolge il pubblico, gioca con l'assurdo e trasforma il suo concerto in uno show quasi teatrale. In terra sicula, ospite del club di Via del Fante, prima della partita contro il Mantova, al Barbera Pitoni torna a far parlare di sé. Tutti impazziti sui social per il video negli spogliatoi, dove osserva le maglie dei giocatori rosanero e la sua con il numero 21. Al suo fianco c'è l'iconica maglia del Palermo di Luca Toni, trasformata per l'occasione. Prima di entrare in campo saluta lo storico magazziniere e cita la frase diventata un meme sul palco di Sanremo. Qua non cago, Vabbè. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco per parlare appunto di calcio, ci concentreremo sulla Serie C. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, la Serie C, il Catania perde a Benevento e adesso si deve concentrare sui play-off. Al Vigorito una buona prestazione ma anche i difetti emersi già in altre trasferte. Sentiamo l'inviato Marco Carli. Un punto nelle due partite più importanti con Salernitana e Benevento. Questo è il bottino raccolto dal Catania dopo due prestazioni positive che potevano valere altro e che ribadiscono il concetto. Il Catania perde la possibilità di lottare per il primato, non certo negli scontri diretti. A Benevento addirittura gli etnei sono riusciti a passare pure in vantaggio con Lunetta, ma poi sono emersi alcuni mali, difficoltà in questo caso nel gestire il vantaggio, il Benevento ha pareggiato subito con la Mesta, ma soprattutto nel chiudere l'incontro nel momento migliore, fra la parte finale del secondo tempo, un avvio di ripresa in cui il Catania tiene il pallino ma non punge, se non con qualche conclusione da fuori. Noi in certi momenti dove potevamo essere più fortunati, avere qualche punto in più, non ce l'abbiamo avuto. Poi è normale che sotto l'aspetto mentale e psicologico, quando hai un certo vantaggio, gestisci in maniera diversa le partite, invece che tu devi rincorrere sempre, devi vincere, magari perdi lucidità. A Benevento Toscano, consapevole dell'unico risultato utile per tenere viva la corsa al primato, cambia e prova a vincerla con Caturano e Bruzzaniti, ma segna il Benevento, che contrariamente al Catania concretizza l'occasione con l'attaccante più caldo del momento, cioè Mignani, che entra e fa gol. C'era Marico, questa è la verità, speravamo, pensavamo, ci auspicavamo di venire qua e portare a casa i 3 punti, così non è stato. Trapani e Siracusa devono fare invece i conti con una situazione difficile in classifica, ma anche fuori dal campo il loro destino è accomunato alle decisioni della giustizia sportiva. Francesco Triolo. Multe e deferimenti che non aiutano, ma Trapani e Siracusa non vogliono mollare. Il cuore del Siracusa ha portato al pareggio di Casarane a tenere ancora viva la speranza, nonostante sia arrivata proprio in concomitanza con la gara la comunicazione di un altro deferimento, il secondo, che porterà ad una nuova penalizzazione in classifica. I ragazzi di Marco Turati però ci hanno messo tutto nella trasferta pugliese, si è visto con occasioni create, gol sfiorati e gioco che testimonia come la squadra c'è. Domenica pomeriggio arriva il Giuliano al De Simone, che è lontano 7 punti e che difficilmente potrà essere raggiunto, ma è l'occasione per cercare, almeno per il momento, di superare in classifica il Foggia e lasciare l'ultimo posto in classifica. Situazione pesante anche a Trapani, il presidente Antonino è stato multato di 8.000 euro per dichiarazioni lesive sulla giustizia sportiva e attende anche lui l'esito del nuovo deferimento per irregolarità amministrative. Il rischio pesante è quello dell'esclusione dal campionato e anche la sconfitta di Cerignola pesa e non poco, non tanto per il risultato quanto per la prestazione in campo di giocatori che ormai risentono del clima che si respira anche all'esterno del rettangolo di gioco. C'è poca fiducia e questo non aiuta
Domenica al provinciale arriva il Crotone, reduce dalla vittoria sulla Cavese e in piena zona playoff. Facciamo un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.